Dario Fabbri, la guerra in Ucraina, che sarà appunto al centro della tua lezione qui a Pieve di Soligo, in che fase si trova in questo momento? Siamo nella fase dell'inizio della controffensiva ucraina, che è essenzialmente il momento che tutti attendevano ormai da molti mesi, per vedere poi dove arriverà, quali territori potrà rosicchiare o riprendersi e a quel punto stabilire se è il momento, l'altro, del negoziato. Perché in questi mesi, ormai da molti mesi, da parte di Kiev si sente dire aspettiamo di vedere dove arriveremo prima di immaginare un post-conflitto. Quindi potremmo essere nella fase decisiva, questa è una guerra che ha molte fasi decisive, ma questa forse più delle altre. Ecco, qual è l'esito più verosimile che possiamo aspettarci da questo conflitto? Questo è già complicato da dirsi, ma chi non lo sappia ci sta, va bene, il punto è che gli attori coinvolti non ne hanno idea. Quale possa essere ad oggi l'esito più probabile. Possiamo immaginare una controffensiva che conduca gli ucraini a recuperare una parte del territorio perduto ma non tutta, e a quel punto una guerra, chissà, forse è un auspicio ottimistico, che si avvita per consunzione, cioè dopodiché le parti, non perché abbiano stabilito di raggiungere la pace così a tavolino, ma perché mancanti dei mezzi, della forza, anche dell'opinione pubblica che le sostenga e anche dall'estero, trovino il modo per raggiungere un cessate il fuoco, ma davvero ad oggi è un terno all'otto. E a proposito di opinione pubblica, c'è una parte di questa che si dichiara pro-Putin. Quali tesi portano avanti, insomma, queste persone e che spiegazione ti sei dato? È molto variegata come galassia, si va da quelli che hanno il mito dell'uomo forte, che quindi in questi anni sono riconosciuti nella propaganda putiniana, si arriva a quelli che invece dicono a me sta antipatica l'America, e quindi tutto ciò che non sono gli Stati Uniti va bene. Ci sono altri ancora che più o meno se ne infischiano, però danno la colpa all'Ucraina, perché se l'Ucraina non avesse resistito, dicono, la guerra non ci sarebbe stata, quindi hanno una visione molto utilitaristica delle vicende. Una galassia composita in cui peraltro Putin ha incarnato ancora in forma di propaganda i valori tradizionali conservatori che intercettano una parte dell'elettorato. L'idea è di come dire, un fronte molto composito che con grande difficoltà si mette nei panni degli altri e guarda soprattutto i propri, ecco, mettiamola così. Come tutte le guerre hanno una grossa nebbia intorno a sé, la famosa nebbia di guerra, come si chiama, perché la propaganda è da tutte le parti in una guerra. Quindi non è vero ciò che racconta Mosca, così come non è vero in assoluto ciò che racconta Kiev. Per esempio intrecciare le informazioni dando per scontato che esattamente ciò che capita nel momento stesso in cui avviene non possiamo saperlo. Quindi c'è sicuramente una buona dose di ciò che accade che noi non conosciamo da qui. Lo strumentario geopolitico dovrebbe aiutarci a distinguere ciò che è verosimile dall'inverosimile, cioè alcune cose davvero non possono essere accadute, su altre oggettivamente bisogna rimanere nel dubbio almeno fino alla fine del conflitto. Ecco, parliamo del ruolo dell'Italia che per ora si limita alla fornitura di armi. C'è la possibilità che in un futuro l'Italia arrivi ad uno scontro diretto sul campo con i propri uomini? Non si può escludere la possibilità in assoluto, cioè se la guerra si mettesse davvero male per l'Ucraina e quindi la Russia arrivasse ad occupare quasi interamente il paese, lì la NATO dovrebbe stabilire cosa fare, cioè accettare il fatto compiuto o, e rimarrebbe soltanto quell'opzione, rispondere direttamente. Però ad oggi non è alle viste, non è per niente una soluzione probabile, anzi una soluzione altamente improbabile oggi, quindi dobbiamo definirlo altamente improbabile questo scenario. Per il resto vediamo come si svilupperà la guerra, il sostegno dell'Italia dovrebbe tutto sommato rimanere quello che è stato fino adesso, quindi applicazione delle sanzioni e invio di armamenti. Non siamo il maggiore fornitore neanche lontanamente dell'Ucraina, ma comunque abbiamo fatto finora la nostra parte. C'è chi dice che un'eventuale guerra a Taiwan sarebbe quasi peggio come esiti di un conflitto come quello che vediamo ora in Ucraina. Dovrebbe essere peggio perché lì difficilmente potrebbe esserci questa fase da remoto della guerra, cioè gli Stati Uniti e la Cina in quel caso andrebbero in guerra direttamente. Adesso gli Stati Uniti sostengono fortemente l'Ucraina, ma non sono sul campo schierati contro le truppe russe. In una guerra per Taiwan, che sarebbe di mare, quindi non sulla terra, ma questo cambierebbe poco, lo scontro sarebbe diretto tra la marina cinese e quella americana, e già questo condurrebbe, insomma lo diciamo incrociando tutte le dita, speriamo non accada mai la terza guerra mondiale, cioè, o qualcosa che si avvicini molto ad una terza guerra mondiale. Ma il tuo interesse per la geopolitica da cosa è nato? Forse dal fatto che mi è sempre interessato guardare nelle case degli altri
La geopolitica però ti spinge a fare anche qualcos'altro quando è ben fatta, poi una disciplina che ha i suoi difetti, quando è ben fatta di metterti nei panni degli altri, cioè rovesciare il tuo sguardo, e questo è qualcosa che mi affascinava, che è un po' il piglio che dovrebbe avere un antropologo. Noi non lo siamo, ma uniamo anche quel tipo di approccio quando le cose funzionano.